Ricordare il passato per scongiurare i disastri nel futuro. Citando questa frase, il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, sottolinea l'importanza di alimentare la memoria del terremoto che nella notte tra il 14 e il 15 gennaio ha colpito il Belice, provocando 296 morti, più di 1000 feriti e quasi 100.000 sfollati. Tanti edifici in occasione del sisma avvenuto nel 1968, prosegue il presidente Lamendola, non sarebbero crollati se fossero stati costruiti nel rispetto delle attuali norme tecniche per le costruzioni, varate e aggiornate nel tempo, tenendo conto dei danni prodotti alle costruzioni dai terremoti che hanno colpito il territorio nazionale negli ultimi decenni. In tal senso il sisma del Belice ha impresso una notevole evoluzione alla normativa antisismica, determinando una classificazione che per il territorio della provincia di Agrigento individua i comuni di Menfi, Montevago e Santa Margherita del Belice quali zona a più alta sismicità, prima categoria. Le norme tecniche oggi in vigore, aggiunto il presidente Lamendola, consentono così di programmare una gerarchia delle resistenze e delle strutture che in caso di sisma determinano una sequenza preordinata di deformazioni. Le cosiddette cerniere plastiche che dissipano l'energia prodotta dal sisma, salvaguardando gli elementi fragili come pilastri e impedendo il crollo repentino della costruzione. Inoltre le norme tecniche in vigore, introducendo il piano di manutenzione tra gli elaborati strutturali, alimentano la cultura del monitoraggio temporale delle condizioni di stabilità degli edifici. Terremoti come quello del Belice, che hanno prodotto lutti e disastri, ci hanno dunque insegnato a progettare meglio le strutture, riducendo i rischi di crollo in caso di sisma e garantendo maggiori margini di sicurezza per i cittadini.